Ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia, scambio elettorale politico-mafioso. Con questa accusa 2 persone sono state arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Trapani. Uno di loro è Michele Buffa, consigliere comunale di Petrosino, che ha ricevuto l'ordine di rimanere ai domiciliari. L'altro è Marco Buffa, già coinvolto in inchieste di mafia che il giudice invece ha deciso di mettere in carcere. Questa misura cautelare è stata adottata nell'ambito delle indagini sulla latitanza di Matteo Messina Denaro. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 39enne pregiudicato residente a Palermo accusato di reato continuato di usura con l'aggravante di aver sfruttato la condizione di necessità della vittima, la quale aveva chiesto numerosi prestiti per un totale di 6.000 euro che avrebbe dovuto restituire per un ammontare complessivo di 13.700 euro. Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della moglie. Siamo nella provincia di Catania. È stata la figlia della coppia a chiedere aiuto alle forze dell'ordine. Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato l'uomo mentre stava malmenando la donna. In casa anche i fratellini minorenni spaventati. L'uomo era ubriaco. È giallo nel Trapanese, a Campobello di Mazara, dove nelle scorse ore un uomo di 45 anni è stato trovato privo di vita all'interno di un'abitazione in via Mare. Pare fosse in casa della sorella che avrebbe fatto la tragica scoperta. Quest'ultima ha allertato le autorità che sono intervenute sul posto. Indagini sono in corso per fare luce sulla vicenda. E con questa notizia per adesso è tutto. Grazie per averci seguito e arrivederci.